Breda di Piave ancora nel mirino dei ladri che assaltano una casa alla luce del giorno, danni ingenti, razzie di denaro e ricordi, la rabbia del proprietario. Che spavento per mio figlio di 5 anni. Valore in spiaggia, 14enne soccorsa a Duna Verde di Caorle nel pomeriggio, la ragazzina in gravissime condizioni in ospedale a San Donato. L'area castellana conta danni dopo l'incubo tromba d'aria, dalla stazione di servizio alla palestra di Castelfranco le immagini e le voci di panico nella furia del vento, l'appello del sindaco Marcon a assicurare tutte le attività. Alberi caduti anche a Vedelago, dove gli organizzatori della sagra si sono rifugiati addirittura in chiesa, il vento ha superato i 60 km all'ora. Seduta sul finestrino dell'auto con alla guida una coetanea ubriaca, 21enne di Fonte, finisce sbalzata a terra dopo una manovra a tutta velocità in una rotonda di Asolo. 38enne di Riese fermato dai vigili a Castelfranco con un tasso alcolico fuori legge, chiama il padre per farsi venire a prendere, ma anche il genitore è ubriaco al volante e scatta un'altra denuncia. Alto a 4 metri il cavallo colossale ideato dal genio di Possagno, l'opera rimasta incompiuta è in fase di restauro a Bassano del Grappa. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati, il telegiornale di Treviso e dunque ancora una volta la cronaca e la cronaca di un'altra razzia in casa. Non c'è pace per Breda di Piave, questa volta siamo in località Campagne nel paese, ladri in azione in una villetta in pieno giorno, il racconto del proprietario. Molto rammarico, poi rabbia, che ti viene da dire tante cose e non so, io sono del tipo che se li vedo li disfo, ma non è più possibile farne perché purtroppo non puoi fare niente con la legge italiana, perciò... La voce incrinata dall'amarezza, a raccontarci del colpo messo a segno in pieno giorno è il proprietario Vanni Martin. I ladri hanno colpito quando la famiglia era fuori casa. È stata via un paio di ore, tanto è bastato ai malviventi per fare irruzione nelle camere da letto e rubare orologi, 2 fedine, un braccialetto, i ricordi di una vita. Sono passati da questo cancello, ci spiega. Sono entrati, aprendolo, sono entrati e da quel parco lì hanno preso le loro attrezzature per poter sfondare quella porta. Prima hanno tentato di forzare questa finestra, poi hanno sfondato la porta provocando danni ingenti alla struttura. Per riuscirci hanno addirittura spezzato la pala ed altri attrezzi. Indisturbati hanno messo a soqquadro le camere da letto. Il figlio di 5 anni si è spaventato. Quando ha capito cosa era accaduto è corso nella sua cameretta. Era preoccupato perché pensava che gli avessero portato via i suoi giocattoli, i suoi beni. I carabinieri sul posto per cercare di trovare i responsabili dell'ennesimo furto a Breda di Piave, lo sfogo del sindaco Cristiano Mosole. Siamo in completa balia di queste persone, anche se definirle persone non è corretto, sono degli animali, mi spiace dirlo, anzi no, non mi dispiace dirlo, sono degli animali per quello che hanno fatto, scassinare, rovistare tra la roba, cosa pensavano di portar via, anzi quello che ha portato via hanno dei valori affettivi che non hanno valore, quindi dovrebbero vergognarsi, dovrebbero anche restituire il tutto, ma siccome non parliamo di persone ma di animali non ci aspettiamo chissà che cosa, anzi forse chiamarli anche animali viene da dire che si potrebbero offendere anche gli animali, ecco. Una comunità dove, dopo questi furti, regna la paura. L'appello è, anche se solo per 10 minuti, chiudere tutto nel miglior modo possibile, se si hanno impianti di allarme attivarli e dopo facciamo comunità, quindi se vediamo qualcosa che non ci rende sereni avvisiamo le forze dell'ordine. In una estate che continua a essere funestata di tragedie in spiaggia, un malore in spiaggia, un dramma che in una 14enne italiana che è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di San Donà di Piave. Il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio a Duna Verde di Caorle, immediato l'intervento del SUEM, una ragazzina è stata portata in codice rosso con l'ambulanza nel nosocomio appunto di San Donà di Piave, dove a quanto pare versa in condizioni critiche. È una notizia che cercheremo di aggiornarvi per capire anche la provenienza della 14enne che è stata colpita da questo malore in spiaggia ed è un ennesimo dramma sul nostro litorale veneto. Fra poco, più tardi, parleremo
Torneremo a parlare della tragedia di Carlo Panizio, perché ormai mancano 2 giorni ai funerali e all'addio a Roncade, ma torneremo a parlare anche degli interventi proprio in spiaggia. C'è stata un'impennata in questa estate. Prima però con il racconto di Christian Arboit e Simone Merlo andiamo a rivivere i momenti di paura e panico in tutta la zona castellana con la tromba d'aria di ieri sera. Colpite alcune attività, si valuta lo stato di emergenza. La situazione più critica, lo vedremo fra pochissimo, quella al distributore di via Circonvallazione Est, dove alcuni automobilisti hanno cercato riparo, e intanto il sindaco di Castelfranco lancia un appello a assicurare tutte le attività e diventa fondamentale questo monito. Partiamo da qui e da queste immagini impressionanti di Castelfranco. Mamma mia, che paura. Cosa è? Sento la macchina là rovinato. Sono stati minuti di panico quelli vissuti in via Circonvallazione Est tra Vedelago e Castelfranco, dove per sfuggire alla pioggia battente alcuni automobilisti hanno cercato riparo sotto la copertura del distributore Eni, non sapendo che di lì a poco le forti raffiche di vento avrebbero fatto il resto, facendo volare in aria i pannelli fotovoltaici posti in sommità e danneggiando la struttura stessa. Detriti sono caduti anche sulle auto, come racconta il gestore. Quando sono arrivato ho trovato il disastro. Pannelli scesi, macchine accidentate e niente, era sceso tutto, i gazebi volati via, pannelli sulla strada e l'altro lato della strada, e così è successo. Ecco, un miracolo che nessuno si sia fatto male. Sì. Questa è una bella cosa, che nessuno si abbia fatto male. All'Eni Station ci si è subito rimboccati le maniche, mettendo in sicurezza l'impianto tornato operativo dopo il mezzogiorno. Un fenomeno localizzato in questo angolo di Marca Occidentale, con la tromba d'aria che ha sradicato delle piante tra Salvatronda e San Floriano, dove si è registrato anche un lungo blackout e l'allagamento di un sottopasso. Come bombardata questa palestra in fase di apertura all'ingresso dell'area commerciale di Castelfranco. Le vetrate sono di fatto esplose, a terra danni per migliaia di euro. La prima cosa da fare è quella di assicurarsi contro questi eventi accidentali che diventano, ripeto, sempre più frequenti. Avere una copertura assicurativa aiuta a limitare i danni che si patiscono. Qui è durato poco più di un quarto d'ora, tutto sommato la fascia è stata abbastanza circoscritta, ma non è sempre così. Intanto lo stesso Marcon valuterà l'attivazione dello stato di emergenza, anche se la priorità ora sembra il verde pubblico, troppe le tragedie sfiorate in questa estate. Specialmente nell'ambito della caduta alberi, questo sollecita anche le pubbliche amministrazioni nei vari censimenti che stanno facendo per cercare insomma di censire il patrimonio arboreo di ogni singolo territorio, perché bisogna in qualche modo cercare di prevenire anche questi fenomeni che via via diventano sempre più frequenti. Non solo a Castelfranco, ma anche a Vedelago, dove ieri sera gli organizzatori della sagra di San Mamante si sono rifugiati in chiesa. A fare la differenza l'anemometro installato sul capannone che ha fatto scattare la sirena dell'allarme. Aspettavamo per aprire, ha cominciato a suonare l'anemometro qua, la sirena. Il primo lavoro, chiudere i teli a nord, perché di solito i temporali arrivano da nord. Tutti quelli che erano qua, poche persone, saranno una trentina di persone, volontari e qualche cliente, ma dovevamo ancora aprire. Tutti dentro la chiesetta, che è il posto più sicuro. Si sono rifugiati nella vicina chiesetta gli organizzatori della sagra di San Mamante. A prevederlo, del resto, è lo stesso piano di sicurezza della festa che da 6 decenni anima questa piccola comunità di Vedelago. Sono circa le 6 della sera quando si registra il fuggi-fuggi. Siamo riusciti a mettere tutti in sicurezza, le poche persone che c'erano, perché eravamo appena all'inizio, li abbiamo messi in sicurezza all'interno della chiesa e abbiamo aspettato che passasse, insomma, cercando di
non farci prendere dal panico, ma insomma tranquillizzare le persone che erano qui e dopo tamponare un po' quello che era l'ingresso dell'acqua nella zona delle cucine. A fare la differenza l'anemometro posto all'esterno del capannone, dispositivo collegato a una sirena che si attiva quando il vento supera i 60 km all'ora. È la prima volta che succede da quando è stato installato 10 anni fa. Una fortuna anche che la sagra non fosse ancora aperta, con il capannone quindi pieno per quella che doveva essere la serata finale. Quello era veramente il problema. Nel male siamo stati fortunati, ecco. A volare alla fine sono stati 2 gazebo, con la festa annullata in una sera da tregenda per varie parti del territorio comunale. Stati soprattutto delle cadute di alberi che hanno anche rovinato manto stradale, ma che i nostri operai hanno prontamente ristabilito, quindi già ieri sera tutte le situazioni di emergenza erano risolte. Diciamo che ci è andata bene, ma che ci dovremo un po' abituare a questi fortunali così violenti e rapidi che sembrano quasi delle tempeste tropicali. Quindi sarà un problema e lo stiamo vedendo negli ultimi anni sempre più frequente. Restiamo in zona per parlare però adesso di sicurezza stradale. Poteva essere un azzardo fatale quello che si è registrato la scorsa notte a Casella d'Asolo, una 21enne che è stata sbalzata a bordo strada cadendo dal finestrino dell'auto guidata dall'amica e risultata poi ubriaca all'alcol test. Erano reduci da una serata brava le 2 ragazze che nella notte hanno inscenato un gioco pericolosissimo all'altezza della rotonda di Casella d'Asolo, mentre la prima, una 20enne di Altivole, stava guidando ubriaca. La seconda, di un anno più grande, di Fonte, era seduta sul montante del finestrino da dove è caduta rovinosamente. Le 2 si trovavano a bordo di una Lancia Y, mezzo che avrebbe imboccato la rotatoria da via Bassanese ad altissima velocità, tanto da sbalzare la 21enne fuori dall'abitacolo. Rotolata a bordo strada, la ragazza è stata soccorsa da un passante, mentre l'amica ha proseguito la propria corsa, forse senza nemmeno rendersi conto dell'accaduto. Individuata poco dopo dai carabinieri della radiomobile di Castelfranco Veneto, è stata fermata e sottoposta immediatamente ad alcol test. Quasi scontato il verdetto, il tasso alcolico è risultato 3 volte il limite di legge, 1,49 grammi per litro. Da qui la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e il sequestro amministrativo dell'auto. Non si esclude anche una denuncia per lesioni stradali. L'amica ha infatti riportato ferite gravi e una prognosi di 28 giorni, ma è del tutto evidente che quell'azzardo poteva rivelarsi fatale, e questo su di un tratto già tristemente noto alle cronache. È sicuro? Da morire. E cosa bisognerebbe? Non lo so neanche io, ma se la gente non si dà una regolata qua andrà sempre peggio. Vanno molto veloci qua. Sì, dopo ovviamente qua c'è la rotonda, quindi si sente anche delle belle frenate, insomma. Però cosa si può fare? Autovelo, controlli? Magari più controlli, questo sì. Qua la velocità non è tanto controllata. Stop. E spesso sul fronte della sicurezza stradale si parla di educazione, appunto giustamente, che deve partire anche dai genitori, dalla famiglia. Poi accade, ad esempio, come vediamo nel prossimo servizio, che un padre dia letteralmente un pessimo esempio al figlio. Un intervento della polizia locale di Castelfranco che ha lasciato di stucco gli stessi agenti. È bastato poco agli agenti della polizia locale di Castelfranco per capire cosa fare. Non solo il 38enne di Riese, appena fermato in auto, era con il cellulare alla guida, ma aveva pure un tasso alcolico 2 volte superiore alla legge e, ciliegina sulla torta, la patente scaduta da 7 anni. Un florilegio di violazioni tale da far scattare immediati la denuncia e il sequestro del mezzo. Ma quello che è accaduto dopo ha superato anche le aspettative dei vigili. Senza vettura, l'uomo è stato costretto a chiamare il padre per farsi venire a prendere. Peccato che anche il genitore, un 66enne, all'arrivo in auto fosse alticcio. Gli agenti se ne sono accorti subito. Sottoposto anch'egli all'alcol test, è risultato avere un tasso addirittura superiore al figlio. Altra denuncia e altra sanzione immediata. Alla coppia sconsiderata, i vigili hanno aggiunto anche altri 2 automobilisti nelle stesse condizioni poco dopo, uno di Resana e uno di Piombino-Dese. Davvero incredibile. Poco fa abbiamo parlato della 14enne in gravissime condizioni, un malore in spiaggia ad Una Verde di Caorle, e allora torniamo a parlare delle tragedie che hanno funestato quest'estate, che stanno funestando quest'estate. La più
davvero incredibile. La ferita più profonda è quella del piccolo Carlo Panizzo. Siamo 2 giorni dall'addio con lutto cittadino a Roncade. Intanto parlano anche le amiche della mamma di mamma Dana, parlano anche della raccolta fondi che definiscono un gesto concreto di sostegno alla mamma e dicono critiche e insinuazioni ci hanno ferito. Nessuna autopsia, gli accertamenti si sono conclusi con un esame esterno del corpo, da qui il nulla osta alla sepoltura. La Procura della Repubblica di Venezia ha deciso così rispetto alla morte una settimana fa a Cavallino Treporti del piccolo Carlo Panizzo, 6 anni, annegato davanti alla spiaggia di Capasquali. L'ultimo saluto mercoledì mattina alle 10, giorno per il quale il comune di Roncade ha indetto il lutto cittadino. Un'altra durissima prova, il funerale del figlioletto per la mamma Danuta e il padre Fabio, e proprio a favore della mamma nell'arco di una settimana la raccolta fondi avviata dalle amiche della palestra che Dana frequenta ha superato la soglia dei 30.000 euro. Amiche che spiegano di aver voluto compiere un gesto concreto per lei. Lei non sapeva assolutamente niente di questa raccolta fondi, quindi è stata proprio inaspettata. Purtroppo i soldi non daranno mai indietro un figlio, però sicuramente un futuro magari la potranno un attimo aiutare a ritrovare un po' di serenità, o se si vorrà prendere del tempo da lavoro per stare vicino all'altro figlio o del tempo per lei, qualsiasi supporto, insomma, abbiamo voluto aiutarla in questo modo. Un'iniziativa nata nelle ore immediatamente seguenti alla notizia che il piccolo annegato a Cavallino era il figlio minore di Dana. Ci conosciamo più o meno tutti a Roncade. E quando abbiamo sentito lei che era il suo bambino, insomma, siamo rimaste tutte scioccate, è stato abbastanza agghiacciante, cioè io non me lo sarei mai aspettato, anche perché Dana stessa è una madre iperprotettiva, premurosa. La raccolta fondi era proprio partita come un aiuto concreto, ma non pensavamo veramente di arrivare a una cifra così grande, tanto che tante associazioni private e non private ci hanno chiamato di attendere, di chiuderla. Tantissime persone vicine a Dana, anche persone, cioè addirittura gente straniera, perché alla fine leggevo anche i nomi, tante persone insomma da tutta Europa penso. Ma c'è anche qualcosa che alle amiche ha dato dispiacere. Sicuramente tantissime critiche, uno nei confronti insomma di Dana come mamma, che è una cosa secondo me inaccettabile, perché purtroppo sono cose che non si possono neanche prevedere. E 2 insomma per la raccolta, perché noi abbiamo cercato insomma di aiutare Dana in modo concreto e in buona fede, con trasparenza insomma. Quindi magari la cosa che mi è dispiaciuta di più sicuramente sono state le critiche in un momento delicato come questo, quando sicuramente magari era più opportuno capire la situazione e rimanere sicuramente in silenzio. E poi lo dicevamo, è un'estate difficile, oggi ce ne ha parlato in prima edizione una dottoressa del SUEM 118 che è in prima linea come sempre per gli interventi non solo in montagna ma anche e soprattutto in spiaggia. Il caldo torrido, il solleone, l'esposizione negli orari di punta sono solo alcuni dei fattori che hanno provocato malori gravi in spiaggia e in mare. L'elisoccorso Leone 1 è intervenuto numerose volte nelle varie località turistiche della zona. Dal 1 giugno l'elisoccorso è intervenuto in almeno 10 casi in cui i pazienti hanno avuto delle sindromi di annegamento. Pazienti che sono quasi sempre adulti, con un'età media compresa tra i 50 e i 70 anni, e l'elisoccorso interviene direttamente sulla spiaggia e se vi è capitato insomma di vederlo durante quest'estate, l'equipaggio viene verricellato direttamente sulla battigia della spiaggia e interviene direttamente sul posto. Per quanto riguarda gli adulti, si tratta di persone che hanno già delle patologie prevalentemente cardiopatiche che vanno a fare il bagno nelle ore più calde della giornata. Il consiglio è sempre quello di
sì, fare il bagno, ma magari prediligere delle ore della giornata che sono più fresche, come la mattina presto o il tardo pomeriggio. Ma anche le condizioni stesse del mare non sono una cosa che non influisce, no? Non so se è esperienza di tutti, ma quante volte siamo al mare, la bandiera rossa del bagnino sventola perché magari c'è molto vento, ma c'è comunque qualcuno che fa il bagno, e quindi il fatto di osservare i divieti che sono fatti per la sicurezza delle persone, già questo sarebbe diciamo un bel risultato per evitare poi che succedano degli incidenti come quelli che sono successi durante quest'estate. Attenzione massima va rivolta soprattutto ai bambini più piccoli. Il sole può provocare gravi danni, il male può essere insidioso. La dottoressa Orazio ha poi spiegato le dotazioni che dovrebbero avere i bimbi che non sanno nuotare. Braccioli e ciambelle, ci dice, sono classificati come giocattoli. Sicuramente l'unico dispositivo che è considerato anche un DPI è il giubbotto di salvataggio, che è un antigalleggiamento e un antiannegamento proprio propriamente detto, che ha delle caratteristiche che gli altri non hanno. Prima fra tutte il fatto di avere un sostegno dietro il collo che permette al bambino di mantenere la testa, e quindi naso e bocca, fuori dall'acqua. Un'estate nera questa, con tragedie che hanno colpito comunità intere. I sanitari del SUEM 118 in prima linea sempre, pronti ad intervenire, mare o montagna che sia, ma l'appello per tutti è quello di godersi le vacanze mettendo davanti la cautela e la sicurezza personale. C'è un aggiornamento sulla 14enne, l'abbiamo raccontato prima, in gravissime condizioni, malori in spiaggia ad Duna Verde di Caorle nel pomeriggio. Ebbene, le condizioni della ragazzina molto gravi, dicevamo era stata portata in ospedale a San Donà di Piave, è stata trasferita poco fa in elicottero a Treviso in rianimazione, quindi a testimonianza della gravità della situazione per questa 14enne che è stata colpita da un malore in spiaggia. Adesso 2 operazioni della polizia, la prima particolare perché nasce da una segnalazione con l'applicazione U-Poll. La polizia ha infatti arrestato in flagranza un uomo di 31 anni che era stato indicato da alcuni cittadini come spacciatore attraverso l'applicazione U-Poll. Stava spacciando nella zona delle piscine comunali di Viale Europa. L'indagato è stato sorpreso mentre stava per vendere alcune dosi di cocaina per un peso complessivo di 6,5 grammi. Nell'automobile e nella sua abitazione sono state trovate altre quantità di sostanze e 350 euro in contanti. Grazie a questa applicazione dei cittadini hanno segnalato e hanno consentito alla polizia di arrestarlo proprio in flagranza. Uno strumento molto importante, quello di U-Poll. E poi invece c'è l'operazione che ha portato sabato ad arrestare e a portare ai domiciliari un imprenditore italiano dello Pitergino, bloccato per aver nascosto in casa e in auto di sua proprietà a Cessalto ben 22 kg di droga. Il blitz della squadra mobile appunto sabato sera, abitazione e pertinenze sono state perquisite palmo a palmo finché non sono stati trovati complessivamente 22 kg di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi. L'uomo imprenditore del settore edile è finito in manette e ora si trova agli arresti domiciliari a Cessalto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Pochissimi istanti di pubblicità, poi ancora in diretta con il TG di Treviso. Rieccoci in diretta, pausa come dicevamo molto breve, e allora ripartiamo dalla politica. È ancora caos per le regionali in Veneto, non c'è ancora una data, e poi il centrodestra che è ancora in affanno sul candidato. Intanto l'uscita di Carlo Calenda, leader nazionale di Azione, che auspica l'abolizione delle regioni, scatena le polemiche. Provocazione, ma il tema dei regionalismi c'è, commenta il presidente veneto di Azione Nicolò Rocco, mentre ci sono gli strali di Lega e Fratelli d'Italia. Sia le regioni come momento di espressione delle autonomie locali, no diciamo a quei carrozzoni che impediscono al paese di essere competitivo. Sintetizza così Nicolò Rocco, presidente veneto di Azione, il senso del pensiero di Carlo Calenda sulle regioni che tante polemiche ha scatenato nelle ultime ore. Vanno abolite, ha detto Calenda, figure come Zaia tengono in ostaggio politica e partiti. Fulmini e saette dalla Lega, ma per Rocco il tema c'è.
Quella di Carlo Calenda è stata ovviamente una provocazione. Lui ha detto che le regioni vanno depotenziate, ma ovviamente si riferisce per esempio alle 7 regioni del sud che hanno un dissesto per quanto riguarda la sanità. La posizione di Calenda ovviamente non è quella dell'abolizione, che è una posizione storica dell'MSI. I riformisti invece sono sempre stati per un modello federale alla tedesca. Ma per i leghisti Alberto Villanova e Roberto Marcato la conseguenza logica del Calenda pensiero sarebbe che per coerenza Azione uscisse da ogni trattativa in tutti i tavoli delle regioni che andranno al voto. E io ricordo Marcato dire che Forza Italia non faceva parte della coalizione in regione, ricordo Marcato dire che non deve esserci una lista del presidente e ricordo Marcato dire che il candidato presidente del centrodestra doveva essere scelto in Veneto. Sappiamo che questa cosa non succederà perché verrà scelto a Roma e allora chiedo all'amico Marcato, che molto stimo, se visto che tutte queste condizioni non si presenteranno, se lui invece correrà o per coerenza rimarrà a casa. Di Buttad di Calenda parlano da destra a sinistra. Le regioni oggi sono funzionali e danno risposte e hanno soprattutto forza legislativa per quanto è di loro competenza. Non capiamo questa uscita fuori luogo, secondo noi, di Calenda. Penso che sia stata più una sparata agostana che una vera e propria proposta politica. Mi ricorda tipo Salvini o la Meloni quando dicevano che avrebbero abolito le accise sulla benzina. Sono cose che poteva dire la Meloni quando aveva il 4%, adesso che ha più del 20% si guarderebbe bene da dire aboliamo le accise sulla benzina. Pelloni però non butta tutto il ragionamento, anche perché in Veneto Azione è in predicato di trovare un accordo proprio con il candidato di centrosinistra Giovanni Manildo. Voglio cogliere l'aspetto positivo, secondo me, della provocazione di Calenda. Io sono sinceramente per ridurre la burocrazia e oggi spesso la regione è un elemento di burocrazia. Ma una riflessione, conclude, meriterebbero anche legislazioni differenti nelle varie regioni e gli eccessivi poteri dei governatori, temi, dice, su cui aprire una discussione. E intanto il centro-sinistra, proprio il centro-sinistra già in campagna elettorale per le regionali, torna a battere sul tema della sanità. Cancellare con un tratto di penna la forma di prevenzione più importante come lo screening dei nevi e farlo ad agosto e scaricare la responsabilità sul governo romano, che poi peraltro è sempre di centrodestra, ci sembra un atteggiamento irresponsabile e anche ingeneroso nei confronti dei bisogni sanitari della nostra regione. Opposizioni all'attacco della regione dopo che la mappatura dei NEI è diventata a pagamento perché non più prevista tra le prestazioni a carico del servizio sanitario. Non una scelta del Veneto, ha precisato in un comunicato alla Regione, bensì un aggiornamento stabilito a livello nazionale con l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario dei livelli essenziali di assistenza, LEA. Alla precisazione Vanessa Camani, capogruppo PD in Consiglio regionale, risponde così. I dati del centro del registro tumori Veneto dicono che il melanoma alla pelle è il quinto tumore più frequente riscontrato nella nostra regione. Sono dati che sono in continua crescita. Certamente è necessaria la prevenzione, cioè la cura personale della pelle nell'esposizione al sole, ma è evidente che soprattutto per le regioni del nord, con un fototipo chiaro, con la pelle chiara, eccetera, questa patologia inizia ad essere oggettivamente molto presente tra la popolazione. Nessuna riduzione delle visite dermatologiche, precisa la Regione, che chiama ancora una volta in causa i medici di base. Sul punto i consiglieri di minoranza sono pronti a dare battaglia a Palazzo Ferrofini con la presentazione di una mozione urgente rivolta al presidente Luca Zaia e all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Se il governo di destra lo ha cancellato dai LEA, il governo di destra del Veneto dovrebbe reinserirlo come prestazione extra LEA, soprattutto per le persone che hanno una familiarità, che hanno già avuto un episodio di melanoma, che hanno un fototipo di predisposizione, quindi pelle chiara, occhi chiari, capelli chiari, o che hanno una presenza significativa di NEI. Lasciamo la politica, l'economia, cambia la mappa dell'artigianato nella Marca, vediamo come nel prossimo servizio. Notiamo sempre più spesso che la gente ha voglia di prodotti artigianali dove la qualità si sente, si individua immediatamente.
Parla Andrea Zanatta, produttore di birra di Morgano, uno dei settori traino della nuova stagione dell'artigianato trevigiano. A confermarlo i dati diffusi da Confartigianato. Negli ultimi 5 anni la marca ha registrato un saldo positivo di 57 imprese artigiane. Se l'edilizia grazie agli incentivi è una conferma, crescono il settore del verde più 30%, quello del benessere più 24% e delle tecnologie più 23%. Ma emergono anche nuovi protagonisti, alimenti e bevande, con i birrifici artigianali cresciuti del 40%. Il motivo sicuramente perché si è sdoganato quel legame che c'era tra birra e pizza, di cui si parlava anni fa. Si è capito che la birra artigianale si può abbinare anche ai piatti della nostra cucina nostrana, quindi gli abbinamenti sono ampi, no? E tanti chef hanno cominciato a fare dei piatti proprio pensando all'abbinamento con la birra. Si registra un'onda nuova che intercetta una maggiore domanda di servizi su misura, dice il presidente provinciale di Confartigianato Armando Sartori, che va di pari passo con la ricerca di qualità. Ragionamento che vale anche per i birrifici, un mercato che segue le nuove tendenze, meno alcol e più attenzione ai dettagli. Noi abbiamo sempre cercato di fare una birra che abbia la sua personalità, ma è una facile beva logicamente, dove il tenore alcolico non è esagerato, perché la tendenza, abbiamo visto, è quella di un tenore alcolico minore. Però l'alcol non va demonizzato, nel senso che l'alcol dà gusto, dà personalità, dà un timbro ai prodotti, che sia birra, che sia vino, che sia superalcolici, ma bisogna cambiare mentalità, quindi bere responsabilmente. Accanto ai birrifici crescono anche cioccolatieri, lavorazione di carni e cibo da sport. Segnali di un artigianato che si reinventa e attira anche i giovani. La nostra è una fortuna perché non siamo competitivi con le grosse industrie, quindi i nostri prodotti vengono fuori con un prezzo sicuramente più alto rispetto ai prodotti industriali. Però spero che questa differenza di prezzo si possa cogliere bevendo il nostro prodotto. Non è artigianato, è terzo settore, ma quando parliamo di un settore traino non possiamo non parlare di turismo. Oltre 100.000 turisti già accolti nei primi mesi del 2025, con un più 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Parliamo della città di Treviso, sempre più destinazione turistica, ma anche alle prese con negozi sfitti e un centro da rivitalizzare. È un turismo che cresce a ritmo vertiginoso e se il trend sarà rispettato, Treviso potrebbe chiudere addirittura con 200.000 visitatori in un anno, trend positivo di oltre il 6% rispetto allo scorso anno. Numeri che riempiono di orgoglio il sindaco Mario Conte, che si aspetta grandi cose anche dalla mostra curata da Marco Goldin, che aprirà a metà novembre e che dovrebbe far rimbalzare in alto le cifre dell'ospitalità. L'attrattività della nostra città è sotto gli occhi di tutti. Ovviamente qui non parliamo di overtourism, però parliamo di una crescita importante da un punto di vista turistico, grazie a una programmazione culturale che di fatto ha visto con l'estate trevigiana ogni giorno presentare qualcosa, grazie ad investimenti di marketing territoriale che parlano dei nostri paesaggi, delle ciclovie, di tutti quei luoghi che sono molto attrattivi per i turisti. Parliamo di cultura, parliamo di sport, parliamo di enogastronomia, quindi è una città che si presenta nel migliore dei modi. L'incasso derivato dalla tassa di soggiorno conferma che la città ha saputo fare dell'ottimo marketing anche all'estero. Abbiamo avuto quindi un ottimo risultato da un punto di vista di incassi della tassa di soggiorno e ci preme anche sottolineare come per noi la tassa di soggiorno è un'entrata che viene obbligatoriamente reinvestita totalmente nella promozione della città. Fatemi ringraziare i commercianti della città, perché l'accoglienza che loro danno non è un'accoglienza turistica, ma è quasi un'accoglienza amichevole, confidenziale, che consente a coloro che vengono in città di vivere la trevigianità e quindi di toccare le corde delle emozioni, che poi sono quell'elemento che fa tornare i turisti. Dall'altro lato resta il cruccio di avere ancora troppe vetrine vuote e locali sfitti. Dobbiamo lavorare su più fronti quando si parla di commercio, di cultura, di rilancio della città. Non basta un settore, non basta un'iniziativa, ma ci vuole una sinergia importante. È evidente che il mondo del commercio, non a Treviso, in generale nel nostro paese sta soffrendo per la presenza dell'e-commerce e per la presenza dei
dei centri commerciali. Noi adesso agiamo per cercare di limitare l'invasione dei centri commerciali, dobbiamo lavorare anche attraverso eventi che diano continuità e portino gente in città per sostenere il commercio cittadino. L'idea è di creare opportunità anche temporanee per sostenere quelle piccole realtà che desiderano anche solo provare a gestire un'attività. L'importanza di una vetrina oggi sfitta che può diventare un temporary shop, quindi riassumere valore e ritornare ad essere un presidio sociale, quindi da una vetrina spenta, chiusa, sporca e abbandonata tornare ad avere un luogo di socialità, di cultura, di bellezza e speriamo un domani anche di commercio. Il turismo è strettamente legato a doppio filo con l'arte. Se parliamo di arte nella Marca Trevigiana, ma in tutto il Veneto, non possiamo non parlare di Antonio Canova, il genio di Possagno. Ebbene, c'è un'opera a Bassano del Grappa che è in fase di restauro, è una incompiuta, è il Cavallo Colossale. Fu solo la morte di Antonio Canova nel 1822 a impedire il completamento dell'enorme modello in gesso di una statua equestre in bronzo per il re di Napoli Ferdinando IV di Borbone. Fu lo stesso artista di Possagno a realizzare il cosiddetto Cavallo Colossale tra il 1819 e il 1821. Donato al Museo di Bassano, fu sezionato 60 anni fa con l'obiettivo di trovargli una nuova collocazione, ma il progetto ha ripreso vita solo di recente grazie a importanti finanziamenti privati, statali e comunali. Ricostruire quest'opera monumentale del maestro Antonio Canova è anche una sfida tecnica. Le dimensioni di questo cavallo e la ricomposizione dei diversi frammenti che lo costituiscono fa sì appunto che questo intervento sia un intervento straordinariamente complesso e straordinariamente interessante, una vera e propria sfida. Uno studio specializzato sta consolidando i frammenti in gesso, incollandoli fra loro e integrandoli ove necessario, e sta anche costruendo una nuova struttura interna che servirà da sostegno statico all'opera e un basamento che proteggerà la scultura da elevate sollecitazioni sismiche. Intervento che ha una grande suggestione anche proprio perché questo cavallo giace nei depositi scomposto in tanti frammenti, per cui l'iniziativa di ricomporli è anche un'iniziativa che ha un'innegabile suggestione, no? Nella possibilità di rivedere finalmente ricomposta l'immagine figurativa di questo colossale cavallo alto 4 metri. Tutte le fasi del restauro sono documentate sui canali digitali del Comune e dei musei civici di Bassano. Ed è stata presentata nella cornice del Teatro Da Ponte di Vittorio Veneto questa mattina la seconda edizione del Da Ponte Opera Festival, l'evento culturale che celebra il genio di Lorenzo da Ponte, nato a Ceneda nel 1749. Da Ponte è universalmente riconosciuto per la sua collaborazione con Mozart, avendo firmato i libretti di capolavori immortali come Le nozze di Figaro, il Don Giovanni e Così fan tutte. Quest'anno il festival offrirà 2 prestigiose masterclass per una ventina di cantanti lirici provenienti da ogni parte del mondo. Il culmine del festival sarà poi la nuova attesissima produzione del Don Giovanni, un'opera che continua a incantare il pubblico globale. L'intera produzione avverrà a Vittorio Veneto, così come le esibizioni di metà settembre, molti anche gli eventi gratuiti aperti alla cittadinanza. E adesso andiamo nel Bellunese. Abbiamo parlato di soccorsi in mare nella pagina televisiva del nostro telegiornale, poi c'è il bilancio dell'ULSS 1 Dolomiti di questo Ferragosto in montagna con, rispetto allo scorso anno, un aumento sia di interventi per infortuni ma anche di richieste di aiuto. 3 giorni in qualche numero. Ecco che cosa hanno registrato gli operatori dell'ULSS 1 Dolomiti tra il 14 e il 17 agosto. 999 chiamate al 118 con un più 14,5% rispetto a un anno fa, 314 interventi, di cui uno di psicologia di emergenza, 20 missioni di elisoccorso e, dato che fa pensare, ben 6 incidenti in bicicletta di una qualche rilevanza.
Abbiamo registrato un 1% di codici rossi e un 10-12% per quanto riguarda appunto i verdi ed i gialli. Quindi diciamo così un Ferragosto che è stato monitorato, è stato servito da parte dei nostri professionisti in maniera assolutamente adeguata, efficace ed efficiente. Ferragosto alle spalle, mentre guardando in avanti c'è l'arrivo di 20 ecografi per l'acquisto dei quali è stata firmata oggi in diretta la delibera. 1.400.000 euro l'investimento, una cifra importante che si è voluto comunicare in un'unica occasione, senza contare l'arrivo imminente di 2 TAC a Belluno e a Feltre per una spesa rispettivamente di 650 e 220.000 euro. 16 sono ecografi che vanno a sostituire tecnologia di vecchia data, 4 sono assolutamente nuovi, sono ecografi che vanno posizionati in tutti gli ospedali distribuiti in tutti gli ospedali appunto della nostra azienda, quindi a Belluno, a Feltre, ad Agordo e a Pieve, in vari servizi. È una risposta importante che diamo non solo ai nostri professionisti per farli lavorare nel miglior modo possibile, ma soprattutto anche alla comunità che entra nei nostri ospedali e dà la possibilità di utilizzare tecnologia all'avanguardia. È una polemica etimologica, chiamiamola così, ma molto importante per il territorio del bellunese. Parliamo della marmolada, sentite. Ci sono re, regine e perle. Che il re delle Dolomiti sia l'Antelao è fuori discussione. Se si cerca invece la perla delle Dolomiti si trova sia Madonna di Campiglio che il lago di Misurina. La regina invece dovrebbe essere la Marmolada, dovrebbe essere, ma... Ma sicuramente in questi giorni è in auge così, il dibattito sulla Marmolada, no? La regina delle Dolomiti. Assolutamente in questi giorni abbiamo voluto come comunità montana, come Unione Montana Gordina, anzi portare all'attenzione dell'Assemblea questa appropriazione, secondo nostra questa appropriazione del comune di Cortina d'Ampezzo. Secondo noi la regina delle Dolomiti è da sempre la Marmolada, ce lo testimonia addirittura Harriet Brask, una delle prime scopritrici inglesi, no? Che sul finire dell'Ottocento venivano nelle Dolomiti. Quindi è una questione identitaria, è una questione storica, è una questione anche turistica della nostra economia che non siamo disposti a cedere al miglior offerente. Perché in effetti anche solo guardando sul web come regina si trova sì la Marmolada, ma anche Cortina d'Ampezzo, e a chi abita nel comune nel cui territorio si trova la montagna questo non sta bene. La Marmolada e la regina delle Dolomiti deve rimanere la Marmolada, e le altre regine che a questo punto spunteranno un po' da qualsiasi punto non sono la vera regina delle Dolomiti. Sia generoso, le Dolomiti hanno una regina, hanno un re, c'è una perla, e Cortina come la chiamerebbe? Ma non mi faccia addentrare in queste cose. Di certo è il nome anche turistico con cui Cortina si vorrà vendere, si vorrà identificare nei prossimi anni. Dovrà essere deciso dai suoi rappresentanti istituzionali, dovrà essere deciso dai suoi imprenditori turistici, senza però ovviamente andare a prendere il nome di qualcun altro. La corona della regina non è disponibile? Assolutamente no. Insomma, non è una guerra di carte bollate, ma poco ci manca. È stato ancora una volta un successo di solidarietà il Giro del Lago di Santa Croce. L'evento ha visto la partecipazione di ciclisti, podisti, pattinatori e camminatori e si è svolto ieri per la 31esima edizione sui classici tracciati con partenza e arrivo a Post dal Pago. I partecipanti sono stati 4.370, terzo miglior risultato della storia del Giro. Solo nel 2019 Annata record e nel 2018 erano stati di più, e quindi grande anche la raccolta solidale che ha portato questa grande manifestazione giunta appunto alla 31esima edizione. Vi lascio al meteo, il telegiornale è finito, grazie per averci seguito, arrivederci.